Si è proposta per evitare che il Nuorese muoia per spopolamento e desertificazione economica, governance, sostegno alle imprese, infrastrutture, decentramento amministrativo, ambiente e rilancio dell'agroalimentare e del turismo, cultura, università, istruzione e ricerca. Le ha presentate per l'ennesima volta alla Confindustria della Sardegna Centrale e alla Giunta regionale. L'associazione in questi anni si è distinta per le numerose proposte operative avanzate e non si vuole arrendere di fronte al muro di silenzio che spesso si erge nei palazzi regionali. In vista dell'assemblea annuale in programma venerdì a Nuoro, cui interverranno il Presidente nazionale Vincenzo Boccia e il Presidente della Regione Francesco Pigliaru, stamattina Roberto Borgnoli, Presidente dell'Associazione, insieme a tutto il direttivo, ha voluto ricordare le proposte indispensabili per evitare che un intero territorio chiuda i battenti. Il fenomeno dello spopolamento è importantissimo riguarda la popolazione, i cittadini, ma riguarda anche le imprese, che poi sono i motori dello sviluppo, quelle che creano lavoro e occupazione. Quindi il fenomeno è veramente preoccupante. Cosa bisogna fare? Bisogna agire con dei provvedimenti chiari ed efficaci, a partire però dalle leggi, dei provvedimenti in Consiglio regionale. Ci sono due disegni di legge che giacciono lì da tempo e non vanno avanti. Noi oggi proponiamo 6 azioni fondamentali a partire dalla cosiddetta governance, cioè diciamo che ci vuole un dipartimento, una struttura regionale che si occupi a tempo pieno di queste problematiche sulle zone interne e possa avere risorse, il personale sufficiente per portare avanti le cose. Ma poi proponiamo anche il discorso sulle infrastrutture, bisogna agire assolutamente sulle infrastrutture perché siamo il fanalino di coda a livello nazionale in queste province di Nuoro e Ogliastra. E poi c'è il decentramento perché non bisogna solo tagliare servizi a questi territori, ma bisogna anche portarne, anche questa è una cosa concreta che bisogna fare.